Buonasera a tutti, visto TV, ite nuove de hoy, vi rimando di fa la sigla, ite nuove de hoy, la chiamo in termini greco, ecco qua. Visto TV, ite nuove de hoy, di 20, ecco, 23 del suo mese di marzo 2026, mi pare delle peschette sbagliate perché è giusto. Bene, cominciamo diretto dalla nostra da Sadia, come si presenta, come diretto di vendere voi, quello con un paccheggio, vai, e coccolatteggio, ma non un po' da tanto, però intanto il sole a Boian, mette illuminata, come anche in questo momento, un pochino dal suo barcone, Ida si illuminante, ma qua che si vede, viene si vai a pacca nuvole, e ti pacco illuminata dal suo sole, con il suo microfono, però non passo, vedendo che tanto gente che vede su una tessi, ecco qua, primo il basso ne si domento si schermo, andiamo da innanzi, questa è una terra panoramica e andiamo diretta sotto la vallo, oggi è dei lunesi, 11 gradi temperatura massima, 4 gradi temperatura minima, coccolate in primo manzano, poi coccolate da Sasunichi in poi, coccolate su tutto e cominciate a venire a mostrare un pacchetto di abba da Sauna Vinasa a Salvatore. Grasa, lunedì, cioè martedì, scusate, spalazzato viene a Saldecche, poi dopo coccolato un pacco viene a Salduasa e poi torna spalazzato da Sastrese in poi che lo libero. Bene, andiamo da innanzi, festa dell'Annunciazione, dalle scritte state bistate sul pranzo, la dia 21, come aspettavamo su 20 chimbe che vado al Missasa a Sasunnichi e a Salvatore in San Nosata. Basta rammentare, prima per il parco, chi in Sardinia Experience Tour e chi in agriturismo Ertila. Si parte su 3, adesso 3 che sono il 9 di aprile e tutto questo dia se è possibile, se il dies dei giros, insomma, può prenotare, tocca telefonare sul numero 366 379 30 Kimbe 20 Battoro, che è il suo numero di Sardinia e che esperienza Quad Tour, vabbè. Pranzo tipico incluso il suo agriturismo Ertila. E poi rammento sempre, scusa è Sadia 27 di marzo a Salvatore IV, la biblioteca Sata di Nugoro, longevità oggi, aggiungere vita agli anni. Stato organizzatore bel Mario Bitti, presente Lion Club, Nugoro Valverde. Poi veste a moderare Antonella Calvisi, direttrice sanitaria della sede numero 3, Ambardor Bizzi Chesaro. Volevamo da sul giornale, prima pagina, l'Unione Sarda, referendum affluenza record, a proposito in Bizzi l'affluenza è più o meno essa media su 40%, Twitter la tancatura da ieri 0, alla chiusura delle 23, toccata a quota 46, l'isola al 39%, oggi seggi aperti fino alle 15. Ospedali in grave difficoltà, i medici non bastano più. Bimbo morto, oggi l'autopsia, i genitori perché era stato dimesso, cioè un pizziniere meschino, Quale problema è stato riscontrato al Brozzo? Perché un bimbo di 4 anni non è stato trattenuto in ospedale? Sono le domande dei genitori di Francesco Edoardo Zurro di Sant'Antioco, morto poi al Gemelli di Roma, dove oggi si terrà l'autopsia. Andiamo ad Annantesi, mi manca la prima pagina però del Nuova Sardegna. Vabbè, brincata, la prima pagina su Nuova Sardegna, non ho compreso per quale motivo. E non veste. No, veste, questo è anche brincata, tanto. Condividi, torna. E via. La via deve essere stata.
stranamente non veste, vabbè. Come veste la pomerigliata nuova, ecco qua la nuova, referendum giustizia è già affluenza record, dati molto alti in Italia ma anche nell'isola, si vota fino alle 15. Dinamo a Milano dura solo il primo quarto e poi perde mischino. Cagliari a maggio l'80% delle quote sarà in mani USA, cioè adesso Cagliari calcio. Vince il Budoni, pari Olbia e Cos. Perdono le altre, vabbè, poi consolidimo in particolare, specialmente su chi riguarda sul campionato nostro. Ecco, andiamo da innanzi, ospedali in tilt, troppi pazienti e pochi medici. Nell'isola molti reparti di medicina in overbooking, cioè non va carenze di organico dal 14 al 21%. L'allarme della Federazione degli Internisti. L'organizzazione inappropriata favorisce il sovraffollamento. Nell'isola molti reparti di medicina in andiamo da innanzi. Castello, Cagliari, mesi decisivi per la salvezza e la cessione del club. La classifica si è complicata dopo 3 sconfitte, il colpo della Cremonese e il pari della Fiorentina. Entro giugno il fondo USA può arrivare all'80%, cioè la Cremonese ha fatto un colpo gobbo, insomma, e quindi su Castello che a Curzianne a retrocessione, purtroppo speriamo che no, ma sicuramente la musagherrare. Tra gli incentivi, allora noi dobbiamo rendere solo bonus, però prima che uno sa bonus, ecco qua, l'universo dei bonus, boccata d'ossigeno per i conti delle famiglie. Nell'isola si punta sulla natalità, contro lo spopolamento, occasioni anche per la scuola e per la bolletta dell'acqua, cioè battono incentivo che invario il bonus, insomma, chi cercano di ponere freno a spopolamento e a povertà. Il termine è latino e il suo significato rende subito l'idea di qualcosa di positivo, di un vantaggio, di un premio. È l'effetto della comunicazione politica. Appena si sente parlare di bonus, l'attenzione è subito altissima e si è portati ad andare a controllare che cosa lo Stato o la Regione o il Comune mette a disposizione per un determinato aspetto o esigenza della vita familiare e lavorativa. In alcuni casi sono un'integrazione al reddito e rappresentano una vera e propria boccata d'ossigeno per diverse famiglie. In altri rispondono ad esigenze fondamentali. Il problema però è che il sistema dei bonus oggi appare sempre più un universo nel quale è difficile districarsi. Tanti strumenti gestiti da enti diversi, con modalità di accesso da verificare con attenzione e tempi per la presentazione delle domande, spesso molto ristretti i tempi. Orientarsi a tali opportunità disponibili non è sempre semplice, soprattutto per chi non ha dimestichezza con le procedure online, ISEE e scadenze. In Sardegna il bonus natalità è forse il più popolare tra quelli regionali. L'obiettivo è la lotta allo spopolamento e prevede un contributo di 600 euro mensili per il primo figlio e 400 per il secondo ed è riservato ai comuni fino a 5.000 abitanti. Sempre regionale è il bonus libri per gli studenti delle scuole medie e superiori destinato a famiglie con ISEE fino a 20.000 euro. Vabbè, quando sul comune avete scritto 14.000. C'è anche il bonus idrico integrativo, questa volta il contributo è promosso da EGAS e gestito da Abanoa e prevede rimborsi per le bollette dell'acqua per le famiglie con un ISEE sotto i 20.000 euro. Una misura tra l'altro cumulabile con quelle nazionali, poi bisogna i bonus nazionali, il bonus l'assegno unico, bonus nuovi nati, bonus asilo nido,
mamme lavoratrici, le carte sociali, scuola, cultura e tempo libero, bonus centri estivi. Sono bonus e tocca a aumentare tutto. In Ockenara poi tra gli incentivi dimenticati lenti a contatto e affitto giovani, ecco, viene questo di lenti a contatto. Quello acqua potabile vale il 50% del costo del sistema di filtraggio. Molti cittadini non lo sanno, ma oltre al bonus più noti, assegno unico, aiuti sulle bollette o incentivi edilizi, esiste una galassia di agevolazioni poco utilizzate, bonus occhiali da vista. Si tratta di un voucher fino a 50 euro destinato all'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto. Possono richiederlo i cittadini con ISEE fino a 10.000 euro. Il contributo può essere utilizzato presso gli esercizi aderenti oppure come rimborso dopo l'acquisto. La domanda si presenta online attraverso la piattaforma Ministero della Salute dedicata a bonus con Speedy. Bonus acqua potabile, un altro incentivo poco sfruttato è il bonus acqua potabile, una detrazione fiscale pensata per ridurre il consumo di acqua in bottiglia. Consente di recuperare il 50% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento o addizione di anidride carbonica dell'acqua dei rubinetti. Per le abitazioni private il limite di spesa è di 1.000 euro, quindi la detrazione massima può arrivare a 500 euro, però il 50% non evita di spendere Kent, buone anche in banda. Bisogna comunicare l'acquisto all'Agenzia delle Entrate tramite l'area riservata del sito il 28 febbraio dell'anno scorso. Bonus Tari è lo sconto sulla tassa dei rifiuti per le famiglie con redditi più bassi. Il requisito economico è in genere ISEE fino a 9.000 eccetera eccetera. Bonus affitto giovani è una detrazione riservata a chi ha meno di 31 anni e stipula un contratto di locazione per abitazione principale. Bonus animali domestici, pure. Infine c'è il bonus animali domestici, una detrazione fiscale sulle spese veterinarie. È possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute per animali da compagnia, oltre la franchigia di 129,1 euro e fino ad un limite massimo di 550 euro, cioè lo che spendete al depluso lo potete 129 euro, poi figurate del 19%, ma che si sconta il veterinario, quindi non conviene a nessuno. Videogioco sardo sbaraglia tutti, i programmatori vanno ai mondiali. O for Bugs Sacche è for Bug Sacche è sardo, ma questo è sardo inglesato. Conquista l'accesso alla finale di maggio in Brasile, un videogioco sardo. Si chiama O for Bug Sacche ed è un videogioco e prevede che due gamer cooperino per far riunire un ragnetto alla sua mamma. Gira giù su demo gratuiti e piace molto. La notizia però è che questo videogioco è interamente sviluppato dal team sardo Spider Squad, non per nulla il protagonista è un ragno, ha sbaragliato i concorrenti europei dell'America del Nord alle semifinali intercontinentali di Game Jam Plus il 14 marzo scorso a Danzica in Polonia. E va bene, siamo scontenti di questa capacità, tecchiamolo. L'isola felice dei licei musicali. Ora vogliamo classici jazz e rock. Oltre 700 alunni frequentano i 5 istituti sardi con l'indirizzo dedicato. Ecco, questa è una bella cosa. Alzi la mano chi da grande vuole fare il musicista e le mani alzate tra gli alunni che si affacciano agli anni del liceo ora sono parecchie. In Sardegna cresce l'attitudine
verso l'indirizzo musicale che dalla sua istituzione a livello nazionale, 15 anni fa, era rimasto per un po' fermo al palo. Ma adesso gli iscritti ci sono, spiega Antonio De Iara, responsabile del settore musicale dell'ANIEF, associazione sindacale che raggruppa docenti, personale scolastico e ATA. In rapporto alla popolazione siamo la regione che cresce di più, dice. Nell'isola i licei che hanno un indirizzo musicale sono ancora pochi, appena 5, ma al loro interno invece crescono le classi. Almeno 700 alunni stanno portando avanti un quinquennio all'insegna di storia della musica, tecniche con gli strumenti e nozioni di armonia. Benissimo, ne siamo scontenti. Quindi sul liceo linguistico di Siniscola. ATA buon futuro, carburanti, prezzi di nuovo in salita, già azzerato il taglio delle accise. Le associazioni dei consumatori narrano servono controlli e ulteriori interventi. Cano li schiamo. Ora legale tutto l'anno, al via un'indagine. Il Parlamento studia i possibili benefici, risparmio energia e meno emissioni. Cosa da non credere. Dal 2004 al 2024 l'Italia ha risparmiato oltre 12 miliardi di kilowattora e circa 2,3 miliardi di euro grazie all'orario estivo. Mantenere l'ora legale tutto l'anno potrebbe generare un risparmio annuo di 720 milioni di kilowattora e circa 180 milioni di euro, riducendo al contempo le emissioni di anidride carbonica di 200.000 tonnellate l'anno, equivalenti all'assorbimento di circa 6 milioni di alberi. E quanto si legge in un documento pubblicato dal Parlamento che ha avviato una indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale, effetti e ricadute sui settori. Lo studio dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2026. Lotta all'evasione, recuperati 135 miliardi, cresce il ruolo dei paesi in via di sviluppo. Forum globale OCSE, risultati record e rafforzamento delle capacità fiscali. Evasione 135 miliardi, vabbè. Giustizia, referendum naturalmente, boom dell'affluenza, il 46% ai seggi nel primo giorno. Nell'isola vota il 39%, Emilia Romagna, Toscana e Lombardia sul podio. Diretta dalle ore 15, questa è Videolina. Oggi alle 15 inizierà la diretta su Videolina per seguire lo spoglio delle schede per il referendum sulla giustizia negli studi di Piazza Unione, Sarda, eccetera, eccetera. Pontida, addio al popolo per Bossi. Giorgetti in lacrime fischia Salvini e i militanti cantano secessione. Salvini. Missili iraniani su Israele, devastati 20 condomini, superati sistemi di difesa, neanche un morto ma 115 feriti. Jessica, la ragazza dei sogni maga. Jessica però non esiste, questa è un'invenzione, intelligenza artificiale, ma la soldatessa influencer pro Trump è creata con l'IA, cioè intelligenza artificiale. Patriottismo, soft porn e intelligenza artificiale, questa è la ricetta di una nuova tendenza che spopola sui social americani. Account falsi creati ad hoc per diffondere un messaggio politico, per lo più di destra. Uno di questi prodotti è la soldatessa Jessica Foster, la ragazza dei sogni maga, che ha fatto impazzire migliaia di americani. Il suo profilo Instagram, ora cancellato dopo la denuncia del Washington Post, ha ottenuto oltre 1 milione di follower e in soli 4 mesi
e centinaia di migliaia di like alle foto nello studio ovale con Donald Trump. Nel suo primo video Jessica è seduta davanti alla bandiera americana con indosso una camicetta streaming zitta e chiede di mettere un like ad ogni ragazzo etero a cui piace una ragazza dell'esercito americano. Nei mesi successivi sono stati pubblicati oltre 50 tra foto e video di incontri con la First Lady Melania Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la stella del calcio Lionel Messi, persino Vladimir Putin. Peccato che Foster non esista e sia stata generata dalla IA. Cioè l'hanno fatta ridere in tutto questo assente, ma naturalmente non esiste. Trump vuole negoziare, ma l'escalation non si ferma. Teheran ignora l'ultimatum e minaccia lo stop totale a Hormuz. Questo era lanciato l'ultimatum del 48 ore, ma commente si ha che taisa il gai dementes, mica dal 48 ore che erano belle che colata. Effetto accise, campagne senza scudo, costo dei carburanti, allarme di Confagricoltura nell'isola. Questo articolo che l'hanno posto in mezzo a una pagina che non interessa a nulla. L'aumento del costo industriale dei carburanti spinge i prezzi applicati dai distributori di carburante. I rincari stanno così man mano riducendo l'effetto del calo delle accise, di fatto dimezzandone l'effetto rispetto ai prezzi medi praticati prima del varo del decreto del governo. Il gasolio alla pompa scende solo di 12,7 centesimi di euro a fronte di un taglio delle accise di 24,4 centesimi e la benzina cala di 15 centesimi. Oh, Parigi non cambia e in corona Gregori. L'esponente socialista supera l'ex ministro Dati e raccoglie l'eredità di Hidalgo. Anche a Marsiglia un sindaco di sinistra. Payan batte il partito di Le Pen. Vabbè, pariata in che colaiana che sei numero questo delle Pen, e invece sono restato in un besono. Slovenia, giù il trampiano Janez Janša, Golob in testa. Perfetto. Lubiana, Movimento Libertà, guidato dal premier Robert Golob, si conferma il principale partito della Slovenia con il 29,9% delle preferenze, davanti al Partito Democratico Sloveno SDS dell'ex premier Janez Janša. Il politico populista e trampiano non sfonda, raccogliendo il 27,5% dei voti. In base agli exit poll diffusi dall'Istituto Demoscopico Mediana, sono 7 i partiti che hanno superato la soglia di sbarramento del 4%, oltre alle 2 principali formazioni. Entreranno in Parlamento la lista congiunta di ispirazione cristiano-conservatore tra Nuova Slovenia, Partito Popolare e Focus 9%, socialdemocratici 6,7%, lista congiunta progressista sinistra Vesna 6,3%, democratici 5,9% e Resnica 5,2%. Orban fa la spia alla Russia sui summiti UE, e beh, questo è chiaro, ma chi non li schia questo? La rivelazione, potete schiare, è scontro, una doppia rivelazione del Washington Post accende ulteriormente la campagna elettorale ungherese, mentre entra nella sua fase finale. Secondo il quotidiano americano, il governo di Viktor Orban da tempo fornisce a Mosca una finestra sulle discussioni più sensibili all'interno dell'UE. Il tramite sarebbe il ministro degli esteri Peter Zilarto, che informerebbe in diretta la controparte russa di quanto accade nel summit. Cosa da non credere? La rilevazione del Washington Post potrebbe non essere priva di conseguenze in Europa e nel frattempo ha già generato un aspro scontro tra Polonia e Ungheria. Il tutto mentre a Budapest attendono
nelle prossime ore l'arrivo dei patrioti pronti a dare un ultimo sprint all'alleato in difficoltà nei sondaggi. Le presunte spiate dello staff di Orban ai consigli europei non sono l'unica notizia contenuta nel Washington Post. Il quotidiano infatti ha rivelato un altro indizio sulla solida amicizia tra Budapest tra Budapest e il Cremlino. I servizi russi nei giorni scorsi avrebbero proposto misure drastiche per cercare di ribaltare il risultato del voto in Ungheria, come un finto attentato ad Orban. Un incidente del genere sposterà la percezione della campagna elettorale, si legge nel rapporto dei servizi russi visionato da Washington Post. Il governo ungherese ha bollato come fake news, cosa che non fa, che ne so. Putin. Tutto poteva fare che vanno alleati in Europa. Teheran, l'ultimato di Trump su Hormuz, se non riapre attacco alle centrali. Bah. Il Papa, le guerre sono uno scandalo. Le parole di Prevost all'Angelus davanti alla folla di tutti i conflitti alla follia di tutti i conflitti del mondo. Vabbè, Papa e te potete narrare. Scuola normale contro la censura. Acquistati 40 libri dei 381 libri banditi che appartenevano all'Accademia Navale USA. Un gesto simbolico per continuare a tenere accesi i riflettori sulla situazione delle scuole accademiche e accademie statunitensi. Stanno vivendo in questa fase con le censure imposte dall'amministrazione del presidente Trump. Tutti il dittatore sono gai. La scuola normale di Pisa ha deciso di acquistare e mettere a disposizione di tutta la comunità degli studiosi una parte dei titoli di libri che l'Accademia Navale degli Stati Uniti ha voluto togliere dai propri scaffali di consultazione circa un anno fa. Si tratta di una quarantina dei 381 volumi tolti sulla base di un programma di indirizzo dell'amministrazione centrale volto a contrastare l'utilizzo di opere riguardanti diversità, equità di reclusione per la formazione degli allievi e delle allieve nelle scuole e accademie militari. Attentato a Orban pianificato da Mosca, cosa da non credere. Il mese scorso un'unità del servizio di intelligence estera russa si è mostrata preoccupata per il forte calo di gradimento del premier ungherese Viktor Orban in vista delle elezioni. Secondo quanto riporta il Washington Post, in un rapporto interno gli agenti hanno delineato una strategia che avrebbe cambiato radicalmente l'intero paradigma della campagna elettorale. L'essenza del piano era organizzare un attacco plateale contro il primo ministro ungherese. Un simile incidente sposterà la percezione della campagna dalla sfera razionale delle questioni socio-economiche a quella emotiva, dove i temi chiave saranno la sicurezza, la stabilità nazionale e la protezione del sistema politico, si legge nel documento. Potete iscrivere tutto non facere. Chi in questo abbiamo terminato si teneva da noi, praticamente è durata mezz'ora e non dà un raccontamento torna a casa chi sa sigla del tancatura. Bene, e tanno a mezzo vedere buona tutto dai Bizzi TV, adioso e mezzo a casa.